Mamme in gravidanza e coronavirus, tante domande da parte delle donne che hanno mille dubbi. Intanto, per proteggersi, le mamme devono adottare le stesse precauzioni di tutti: lavarsi le mani spesso, tenere le distanze, non toccarsi occhi, naso e bocca, starnutire o tossire nella piega del gomito. E poi ci sono le domande più specifiche. Intanto, l'essere in gravidanza non sembra esporre a maggior rischio le donne. Un maggiore rischio, invece, quello sì, c'è per le infezioni respiratorie. Con le conoscenze attuali, le donne in gravidanza e positive al coronavirus non trasmettono al feto la malattia, mentre se sono positive e hanno sintomi respiratori, se il medico consiglia la TAC, la possono effettuare senza paura per verificare la situazione dei polmoni. Se si pensa già al parto, invece, non è consigliato il cesareo, ma la procedura più adatta alla propria situazione senza considerare la malattia. Escluso invece il parto in acqua, e quando il bimbo o la bimba saranno venuti alla luce, se la mamma è positiva dovrà adottare comunque tutte le precauzioni, mascherina compresa, mentre il neonato potrà sicuramente stare con la mamma ugualmente, salvo casi particolari valutati dai medici, di cui bisogna fidarsi e che vanno ascoltati con serenità e senza paure.